Infovec, il programma veneto-brasiliano delle nuove in lingua veneta. El sucro es enemigo de la memoria e de imparar. El dice un estudio della Università della Georgia in te Stati Uniti. Il sucro è parte di una strafa di robe da mangiare che compriamo rento dei supermercati. Il sodopro in P è responsabile del rischio delle malattie del cuore, obesità dei cei e della scarsa operazione ai reni, tra tante altre. La Organizzazione Mondiale della Salute, OMS, la raccomanda di mangiare con bassa quantità di sucro, no più di 10% del totale di calorie giornaliere. Un nuovo studio della Università della Georgia in te Stati Uniti ele osserva la pacada em longo tempo de beber prodotti dolci entre l'adolescenza. I dati dicono che il sucro dificulta l'imparare e anche la memoria entre la fase adulta. La sfruada de sucro entre il comizio della vita dificulta l'imparare e la memoria dell'ippocampo, la dice la Emily Noble, una delle autori del studio. Peraltro, il sucro fa crescere in P la quantità di batteri delle specie P. disastonis e P. johnsoni rento l'intestino, che fa mal al microbioma dell'intestino. Secondo i specialisti, questo è uno dei meccanismi che ha creato la pacada sulla memoria. La questione adesso è sapere come questa popolazione di batteri rento l'intestino le cambia il sviluppo del cervello. Capire come che i batteri rento l'intestino è buono di far mal al sviluppo del cervello e potrà spiegarne che sorte di ambiente interno del cervello è bisogna per svilupparsi di modo sano, spiega la scienziata. Infovec, il programma veneto-brasiliano delle nuove in lingua veneta.